Bene, diamo inizio a questi incontri di studio, di lettura dei testi di San Tommaso e lo facciamo con una preghiera invocando l'aiuto di Dio. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene. Durante agosto abbiamo iniziato con qualche incontro cercando di leggere qualche piccolo brano di San Tommaso per cercare di approfondire, di studiare insieme i suoi testi e il suo pensiero. E so che molti di voi avete letto qualcosa di San Tommaso, ma c'è un autore inglese chiamato Chesterton che nella sua biografia su San Tommaso, vi consiglio di leggerla, diceva che una donna aveva iniziato a leggere e sembra che una parte della Summa Teologica di San Tommaso dove parlava della semplicità di Dio. E questa donna ha iniziato a studiare, però alla fine diceva, se questo è la semplicità di Dio, che cosa sarà quando sia ancora più difficile? Perché il testo di San Tommaso è impegnativo. In un piccolo brano c'è molto contenuto, c'è molta ricchezza. Però alle volte capita che le persone hanno una certa paura di affrontare i testi di San Tommaso. E perciò abbiamo scelto ciò che si chiama il Catechismo di San Tommaso, che è molto più semplice. E Dio volente, una volta al mese ci raduneremo, almeno per 3 anni, per finire e approfondire questi testi. Lui diceva, e questo è anche stato preso dal Catechismo della Chiesa Cattolica e dal suo compendio, che tutta la dottrina cristiana veniva rinchiusa in 4 parti, delle quali una riguardava la fede, la spiegazione del credo. Una seconda riguardava la speranza e i beni che uno deve desiderare come cristiano e che sono spiegati nel Padre Nostro. Ogni petizione del Padre Nostro, sono 7, c'è l'oggetto da desiderare. E quindi spiegando il Padre Nostro si spiega un po' qual è la speranza cristiana. Poi fede, speranza, carità, le 3 virtù teologali, e quindi nella carità si spiega l'amore di Dio, l'amore del prossimo e come farlo. E già vedremo che, sebbene è molto denso il suo pensiero, in questo catechismo o in queste omilie che lui ha fatto, sempre dà delle immagini e degli esempi che aiutano a capire e anche qualche consiglio pratico. Cioè, già lo vedremo nei testi, come lui ci insegna non soltanto teologia, bensì come viverla, in modo pratico, cosa che non ci sono in altre sue opere. E perciò abbiamo scelto questo catechismo. Devo spiegare una prima cosa. Aveva 48 anni quando ha iniziato a predicare la Quaresima 1273. Non lontano da qui, Napoli, l'anno precedente alla sua morte, 1273.
E ha cominciato a predicare durante la Quaresima spiegando il credo, il Padre Nostro, i due precetti della carità. Ogni giorno lo faceva. Lui lo ha fatto in napolitano. Poi i suoi segretari lo hanno scritto in latino e noi abbiamo cercato, con l'aiuto di tanti, alcune voci del Verbo e anche alcune delle persone che sono qui, abbiamo cercato di aiutarci mutuamente a tradurlo all'italiano. C'è ormai tradotto, però abbiamo cercato di essere più precisi riguardo a certe parole, certe espressioni molto simili al latino, seguendo piuttosto il testo latino. Se Dio vuole, quando finiamo questo corso, forse si può pubblicare e fare un libro con queste traduzioni. E anche ha collaborato con noi, manca per completare la visione delle quattro parti, manca ciò che riguarda i sacramenti della Chiesa. E lui, cioè il credo, il Padre Nostro, i due precetti della carità e i sacramenti della Chiesa, sono le quattro parti del catechismo, della dottrina cristiana. E spiegando quello uno ha un quadro completo della dottrina cristiana. Infatti questo corso o questi incontri viene fatto in modo speciale per i catechisti o coloro che sono interessati a approfondire nella fede. La quarta parte, quello dei sacramenti, è stato in realtà una lettera che lui ha scritto all'arcivescovo di Palermo, che le aveva chiesto di fare una piccola sintesi sui sacramenti della Chiesa. Se Dio vuole, in 2 anni vedremo quel testo. Adesso inizieremo con il commento al credo e oggi soprattutto con il prologo, dove lui fa una specie di spiegazione dei vantaggi, dei beni, dei frutti che produce la fede. Ma prima vediamo anche una immagine, un olio su tela. L'autore è Francesco Solimena, secolo XVIII, a Napoli. La immagine rappresenta San Tommaso e lo vedremo con una colomba. Problemi tecnici. Una colomba che è accanto a lui. Voi sapete che la colomba rappresenta lo Spirito Santo. È un San Tommaso molto giovane. Luca? Bene, ecco, un olio su tela, Francesco l'autore, lo Spirito Santo che si avvicina a San Tommaso. Voi sapete che lui sostiene che quando l'uomo conosce la verità, qualsiasi sia, è perché è mosso dallo Spirito, mentre la menzogna viene da un altro. Invece la verità sempre viene da Dio. E lui è stato un uomo che ha avuto questa azione dello Spirito Santo e lui ha accettato quello e ha secondato nel modo più bello che si può fare, fra l'armonia fra la ragione e la fede, non opposizione ma armonia, pienezza fra la ragione e la fede. Perciò viene rappresentato con lo Spirito che lo assiste, che lo impulsa per conoscere la verità, con un libro per scrivere. In questo caso era una predicazione. Bene, faremo così, come è un incontro di studio, faremo così una lettura di un breve testo
e poi io faccio qualche commento per aiutarci a capirlo e poi continueremo così fino alla fine. Prologo. La fede. La prima cosa necessaria al cristiano è la fede, senza la quale nessuno può essere detto un fedele cristiano. La fede, poi, produce 4 beni. Bene, primo testo di San Tommaso non è molto difficile. Dice che la prima cosa, Luca? La prima cosa per il cristiano è la fede. Ecco. Vedete accanto accanto alla fede c'è un asterisco. Nel foglietto voi avrete alla fine una spiegazione di quelle parole, in modo che piano piano facciamo sempre un approfondimento. La fede ci permette di seguire Cristo, non si può seguire Cristo senza fede. Quindi il primo passo di avvicinamento a Gesù è quello della fede. Ma la fede ha 4 beni, 4 frutti, 4 doni che ci dà, che otorga la fede, che sono bellissimi. Quindi qui vediamo come San Tommaso, questo era un'omilia, all'inizio voleva che le persone si mettessero attenzione perché si trattava di una cosa valiosa. Metto forse un esempio. Quando vediamo una propaganda, un annuncio commerciale, sempre si annuncia le qualità che ha quel prodotto per invitare la persona a comprarlo. In questo caso lui, predicando, voleva mostrare la ricchezza bellissima della fede, cioè i beni preziosi che la fede ci dà. Quindi adesso ascoltiamo la sua spiegazione. Primo effetto, quindi, l'anima si unisce con Dio. Il primo è che per mezzo della fede l'anima si unisce a Dio. Infatti, per mezzo della fede l'anima cristiana contrae quasi un matrimonio con Dio. Ti farò mia sposa nella fede. Ed è per questo che quando l'uomo viene battezzato, per prima cosa confessa la fede. Quando gli si chiede, credi in Dio? Perché il battesimo è il primo sacramento della fede. Perciò il Signore dice: chi crederà e sarà stato battezzato sarà salvo. Infatti il battesimo non giova senza la fede e bisogna quindi sapere che senza la fede nessuno è accetto a Dio. Senza la fede, poi, è impossibile piacere a Dio. Perciò Agostino, commentando il passo della lettera ai Romani, tutto quello che non viene dalla fede è peccato, afferma: dove manca la conoscenza della eterna e immutabile verità, falsa è la virtù, anche in ottimi costumi. Bene, il testo spiega quindi il primo effetto che produce la fede. Qual è il primo effetto? Qual è il primo bene?
qual è quella qualità che una volta che la fede comincia a agire nel cuore dell'uomo, si produce nell'uomo. E qui dobbiamo ricordare l'insegnamento bellissimo di Gesù alla Samaritana. Dio è spirito e colui che si avvicina a Dio deve farlo e deve adorarlo in spirito e verità. Quindi noi siamo composti di un'anima spirituale e di un corpo. Con il corpo non possiamo unirci a Dio. Dio non è una materia. Io non posso fare una stretta di mano con Dio. Dio è puro spirito, quindi la mia anima comincia a avvicinarsi a Dio quando io nel mio spirito comincio a pensare in Lui e a pensare come Lui. Facciamo un'altra immagine, quella dell'amico. Quando due persone cominciano a fare amicizia, cominciano anche a cambiare qualcosa, in modo che l'affetto dell'amicizia fa sì che io cominci a pensare e guardare le cose come la guarda il mio amico. Racconto una storia, forse un po' banale, un uomo che non gli piacevano i cani, fino a quando cominciò a guardare una donna, forse per sposarla in futuro, e quindi cominciò a interessarsi e da quel momento anche cominciò a vedere i cani con un altro sguardo. Quindi cambia il modo di pensare quando uno si avvicina alla realtà amata. E così capita con Dio. Quando Dio tocca l'uomo, lo illumina nella sua mente perché possa cominciare a guardare le cose come Dio la guarda. E perciò la fede, quando io dico credo in Dio, creatore, credo nella vita eterna, credo nell'incarnazione, comincio a guardare queste realtà con gli occhi di Dio. Comincio a partecipare del suo modo di vedere le cose. Quindi la fede ci permette quel primo contatto con Dio. Pensiamo, vediamo le cose con lo stesso sguardo. E questo è il primo beneficio della fede. Tramite la fede io posso guardare le realtà, le cose, Dio Padre e tutte le cose create così come Gesù la vede. Quindi leggiamo di nuovo il testo. Per mezzo della fede l'anima si unisce a Dio. Mi unisco a Dio tramite la fede. E inoltre dice che si fa una specie di matrimonio. Voi sapete che il matrimonio è un'amicizia speciale di un uomo con una donna per vivere insieme. E questo anche viene iniziato dalla fede. La fede fa sì che io diventi amico in modo speciale di Dio, di fare con Lui un'alleanza, non l'antica, ma quella nuova in Cristo. E quindi la fede mi permette unirci con Dio in nuova alleanza. E questo è il primo effetto. Vediamo il secondo. Secondo, perché con la fede si incoa in noi la vita eterna. Difatti, la vita eterna non è altro che conoscere Dio, per cui il Signore dice: questa è la vita eterna, che conoscano te solo, vero Dio. Ora, questa conoscenza di Dio comincia qui in terra, per mezzo della fede, ma si perfeziona nella vita futura,
nella quale lo conosceremo come è. E perciò si dice: la fede è il fondamento delle cose che si sperano. Nessuno dunque può giungere alla beatitudine, che è la vera conoscenza di Dio, se prima non lo conosce mediante la fede. Beati coloro che non hanno veduto e hanno creduto. Quindi il secondo effetto della fede è che si incoa in noi la vita eterna. E qui usa San Tommaso un'espressione incoare, un po' strana nel linguaggio italiano, però sappiamo più o meno che cosa significa. È l'inizio, ma è l'inizio al modo di un seme che va crescendo. Cioè, quando uno dice che bell'albero, già sviluppato, ma quell'albero era già contenuto nel seme. Cioè il seme è come l'albero che ancora non è sviluppato, in potenza, comincia poi a svilupparsi. Che cosa sta dicendo San Tommaso? Che tramite la fede ognuno di noi già comincia a avere in se stesso la vita eterna. Che cos'è questo? Dio ci ha creati intelligenti perché vuole condividere con noi la sua stessa felicità. E la felicità di Dio, che è la vita eterna, consiste in conoscere se stesso e amarsi. Cioè Dio si conosce fino in fondo e vuole che ognuno di noi possa, in certo qual senso, entrare dentro di quella felicità. Perciò abbiamo letto domeniche scorse come nella parabola del servo fedele il padrone diceva: entra nella gioia del tuo Signore, cioè che ognuno di noi possa entrare dentro della felicità con la quale Dio è felice. Ma Dio è felice perché conosce perfettamente tutto e ama la sua infinita bontà. E quindi quando l'uomo comincia a conoscere Dio e comincia a amarlo, già inizia in lui, incoa in lui la vita eterna. Molto importante questo effetto che produce la fede, perché alle volte noi valutiamo le cose che abbiamo per certe qualità che hanno. Ad esempio una buona macchina che funziona e ci porta qua e là, una buona casa che ci copre nell'inverno e buone cose, ma la fede ci permette di avere il massimo bene che possiamo avere qui in terra, che è precisamente un anticipo della vita eterna. Questa fede poi verrà fortificata, verrà alimentata dalla speranza e dalla carità. Adesso quindi abbiamo 3 virtù che ci permettono aggrapparci a Dio, unirci a Dio e inoltre far sì che Dio abiti in noi, in modo che, in quanto alla realtà di ciò che accade, adesso cercherò di spiegarmi, i santi nel cielo godono delle stesse realtà che noi qui in terra godiamo, solo che noi non lo possiamo vedere e loro sì. Quella è la distinzione. La fede è come se un bambino non vede il cioccolato che ha in tasca, ma può in certo senso palparlo, può toccarlo, non lo vede, ma lo ha, lo possiede. Così capita in noi. La fede, quando è animata dalla carità, fa sì che il cielo abiti in noi.
E se Dio vuole, il giorno che noi moriremo, e se siamo in amicizia con Dio, ci saranno 3 cambi, o 2, se possiamo dire 3, meglio. 1, ciò che non vedo lo vedrò, ciò che adesso possiedo senza vederlo lo possedrò conoscendolo. Si cambia quindi la speranza in possessione. Adesso speriamo di raggiungerlo, ma non sappiamo perché siamo liberi e possiamo allontanarci da Dio. E quindi ciò che speriamo lo possedremo, che è Dio stesso, e finalmente ciò che amiamo lo godremo. Quindi si cambierà la fede in visione, la speranza in possessione, la carità in gioia eterna. E questo inizia con la fede. Quindi la fede ci unisce con Dio, Lui è spirito, noi ci uniamo spiritualmente, la fede inizia in noi, incoa in noi la vita eterna. E perciò, in quanto alla realtà, non abbiamo nulla da invidiare a nessun santo, perché abbiamo la stessa realtà, la vita eterna incoata in noi. Bene, continuiamo con un altro testo un pochino più impegnativo. Terzo, perché la fede guida la vita presente. Infatti, perché l'uomo viva bene, bisogna che conosca le cose necessarie al ben vivere. Ma se dovessi imparare con lo studio tutte le cose necessarie al ben vivere, o non vi potrebbe arrivare, o soltanto dopo un lungo tempo. La fede, invece, insegna tutte le cose necessarie al ben vivere. Essa, infatti, insegna che vi è un solo Dio, che premia i buoni e punisce i cattivi, e che vi è un'altra vita e simili verità, dalla cui conoscenza siamo sufficientemente attratti al bene ed evitiamo il male. Il mio giusto vive per la sua fede. E ciò è chiaro perché nessun filosofo, prima della venuta di Cristo, con tutto il suo sforzo, poté tanto conoscere Dio e delle cose necessarie alla vita eterna, quanto, dopo la venuta di Cristo, lo sa una vecchietta, per mezzo della fede. E perciò si dice: la terra è ripiena della scienza del Signore. Bene, il terzo effetto, il terzo bene che produce la fede, guida la nostra vita presente. E l'esempio è molto chiaro, e semplicemente ripeto le parole di San Tommaso mettendo qualche nome. Noi conosciamo certi filosofi come Platone, Aristotele, Socrate e altri grandi moderni, Kant, Hegel, eccetera. Bene, nessuno di loro, dopo lunghissimo studio, ha potuto sapere ciò che una vecchietta sa quando ha la fede. Perché con la fede uno è capace di conoscere le cose che nessun filosofo, dopo lunghissimo tempo, con grande mescola di errori, ha potuto conoscere su Dio, sulla vita eterna, su ciò che è necessario per distinguere il bene e il male. Perciò un catechista che insegna, o una mamma, un papà che insegna al suo figlio la vita cristiana, l'amore di Dio e del prossimo, i 10 comandamenti, gli sta insegnando una scienza infinitamente superiore a tutti i filosofi insieme. Perché le insegna qual è il bene vero
che conduce alla felicità e quale no. E questo è un vantaggio enorme della fede, perché ci fa conoscere quale è la volontà di Dio. Che cosa è buona agli occhi di Dio, che cosa è cattiva. E perciò quando noi facciamo quell'sforzo di lasciarci guidare dalla fede nella scelta delle cose, anche se nessuno mi applaude, anche se nessuno si rende conto, io sono più saggio di tutti i saggi che sono assistiti nel mondo, perché partecipo a una scienza, a una sapienza che è quella di Dio. E la fede mi permette di guardare così le cose. Andiamo all'ultimo testo, ancora più impegnativo e più lungo, che indica il quarto effetto o bene che produce la fede. Quarto, perché la fede è il mezzo con cui vinciamo le tentazioni. I santi, per la loro fede, conquistarono regni. E questo si spiega per il fatto che ogni tentazione viene o dal diavolo, o dal mondo, o dalla carne. Il diavolo infatti tenta perché tu non obbedisca a Dio o ti sottometta a Lui. E ciò è evitato dalla fede. Infatti, per mezzo della fede, sappiamo che Egli è il Signore di tutti e di conseguenza dobbiamo obbedirgli. Il vostro avversario, il diavolo, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli fortemente nella fede. Credo che l'esperienza della tentazione è normale, è il pane nostro quotidiano, perché tutti i giorni siamo tentati. E la fede ci permette di essere vincitori, di vincere le tentazioni. La prima tentazione, o la tentazione può venire da tre diversi personaggi o persone o influenze. Uno, il diavolo, quell'angelo che si ribellò contro Dio e quindi quando si avvicina all'uomo lo confonde perché è padre della menzogna, è sempre omicida dal principio, come dice Gesù in San Giovanni, quindi sempre lui porta la menzogna, la morte, l'oscurità, eccetera. Quando si avvicina a noi ci comunica quello che lui ha, al modo come quando uno si avvicina ad esempio a una persona che ha molto profumo nel corpo, anche uno comincia a avere quel profumo. Oppure capita quando uno passa attraverso della campagna dove si brucia qualcosa, il fumo comincia a penetrare tutto. Quindi quando si comincia a avvicinare a noi il diavolo, il suo fumo, il suo profumo, l'effetto che produce è questo, che cerca che uno disobbedisca a Dio. Prima cosa. Quindi sempre cercherà di allontanarci da Dio. Ci suggerisce, fallo, nessuno si rende conto. O dov'è il male? Quindi come io posso vincere la tentazione del diavolo? Il diavolo mi permette, cioè la tentazione del diavolo, io faccio un atto di obbedienza a Dio.
io tramite la fede mi lascio guidare da Dio. E Dio è più forte del diavolo e lo può vincere. E perciò, Luca, se puoi far salire. Quindi, quando noi facciamo atti di fede, vinciamo il diavolo. Perché? Perché tramite la fede io accetto, obbedisco a Dio nel più intimo del cuore. E quindi quando siamo tentati e ricordiamo la presenza di Dio per la fede, e che anche se non vediamo perché siamo un po' confusi, seguiamo la volontà di Dio, in quel momento io vinco la tentazione del diavolo, non mi lascio guidare da lui. Precisamente l'obbedienza ai comandamenti di Dio mi aiuta a vincere il diavolo, perché obbedendo io aderisco a lui nella fede. Un'altra tentazione viene, adesso vediamo l'altro testo, del mondo. Il mondo poi tenta o allettando con la prosperità o spaventando con le avversità. Ma queste cose noi le superiamo con la fede, la quale ci fa credere ad un'altra vita migliore di questa. Di conseguenza, disprezziamo le prosperità di questo mondo e non temiamo le avversità. Questa è la vittoria che vince il mondo, la nostra fede, e anche perché ci insegna a credere ad altri mali maggiori, cioè a quelli dell'inferno. Bene, anche la fede ci fa vincere il mondo. In che consiste il mondo? Che cosa è il mondo? Il mondo è le persone, e alle volte noi siamo quel mondo, che usano criteri diversi dal Vangelo. Spiegherò qualcosa per aiutarci. Quando una persona dice l'importante è avere salute, se io come cristiano penso che l'importante è avere salute, appartengo al mondo, non appartengo al Cristo. Non perché la salute non sia un bene, la salute è un bene, ma non è il massimo bene. E noi vediamo che Gesù Cristo ha perso la sua salute per salvarci a noi, un bene straordinario. Anche Maria Santissima ha dovuto soffrire il dolore, almeno il dolore, non la malattia, e la morte. E tutti i santi. Quindi, che cosa è più importante? La salute o la vita eterna? Che cosa è più importante? La salute o la fede e la grazia? E perciò la fede ci permette di scoprire che ci sono beni superiori a quelli che il mondo ci propone. Ma il mondo anche spaventa con le avversità. E metterò forse un esempio un po' difficile, forse duro, però mi sembra molto chiaro, riguardo al mondo. Alle volte ci sono delle famiglie giovani che iniziano ad avere dei figli. Uno va bene, un secondo sì, terzo no, un terzo è un male che si deve evitare, quarto no, quinto no, un male che si deve evitare. Quel pensiero è cristiano o del mondo?
Perché se io penso come cristiano, un nuovo figlio è un nuovo abitante del Regno dei Cieli. È un nuovo figlio di Dio. E forse quel figlio può risolvere tutti i problemi economici dell'Italia e del mondo. Perché no? Nel piano della provvidenza di Dio alle volte capita così, che un ottavo figlio, nono figlio, sia colui che ha dato all'umanità tantissimi beni. Ricordo solo un caso, Beethoven, figlio numero 9. E tu dici, tutti godiamo con le sue melodie. Bene, che cosa avrebbe capitato al mondo se i genitori avessero detto no, sono troppi. Quindi la fede ci permette di vedere quelle cose che il mondo ci oscura e ci impedisce di guardare. Quindi la fede ci dà occhi per vedere ci sono beni più grandi di quello che il mondo propone e ci ricorda anche che ci sono mali più grandi di quelli che il mondo ci intimorisce. Il male più grande è essere allontanato per sempre da Dio. E purtroppo noi abbiamo la possibilità, con la nostra libertà, di dire no al Signore. E la fede ci fa vedere l'ultima conseguenza di quello. Bene, vediamo l'ultima tentazione e concludiamo. La carne, invece, ci tenta attirandoci ai piaceri effimeri della vita presente. Ma la fede ci mostra che, se ci attacchiamo indebitamente ad essi, perdiamo le gioie eterne, in tutte le cose impugnando lo scudo della fede. Appare così evidente quanto sia utile avere la fede. Abbiamo ricordato quindi le fonti della tentazione. Una è il diavolo che ci incita a disobbedire Dio, e la fede ci fa ricordare che Lui, Dio, è l'unico Signore e non vogliamo avere padrone della nostra vita il diavolo. Vogliamo avere come padrone Dio, e questo lo fa la fede. Inoltre la fede ci aiuta a valutare i veri beni e allontanarci dai veri mali, non come alle volte il mondo ci propone. Ma inoltre c'è un problema che tutti noi abbiamo. Soltanto Gesù Cristo e la Santissima Vergine Maria non hanno avuto questo problema della carne. E forse credo che voi sapete, però anche San Tommaso d'Aquino, quando lui voleva consacrarsi alla vita religiosa, la sua famiglia lo ranchiuse in un castello, e anche non so chi le ha introdotto una donna per tentarlo. Lui ha preso un tizzone e l'ha cacciato via questa donna, ma immediatamente dopo ha fatto una croce nella parete e ha cominciato a pregare. E si è addormentato e ha sentito un dolore molto forte nel suo corpo, e sembra che gli è stata concessa la castità in modo perfetto, cioè quell'armonia, equilibrio fra corpo e anima che noi non abbiamo, che dobbiamo faticare. Lui invece forse ha avuto questa grazia, e perciò, non so, nella provvidenza di Dio gli ha permesso questa grazia di approfondire e vedere le cose con più chiarezza, perché la carne al presentarci beni sensibili ci confonde, ci fa diventare ciechi. Mettiamo l'esempio più classico: ho mangiato sufficiente e viene la mia sposa o viene
la mia mamma e mi offre una torta di cioccolato o qualcosa in più, ma io ho mangiato sufficiente, quindi la carne comincia a far desiderare più piaceri. E uno comincia a allontanarsi dai comandamenti di Dio. Comincia a attaccarsi a quei piaceri. Invece, precisamente, la fede ci mostra che se uno comincia a attaccarsi a queste cose, che cosa capita? Capita come quando abbiamo molte cose da prendere. Se io prendo una con molta forza, lascio le altre. E così capita con la carne. Quando io mi sento così attirato dai beni sensibili, il mio cuore comincia a affievolirsi, a allontanarsi da Dio. E perciò la fede mi permette di far sì, di vedere che questo è un ostacolo. Io ricordo quando ero, scusate che forse metto questo esempio, però era una cugina che diceva, le offrivamo un dolce alla fine e lei ha detto questo, è molto interessante, è un veleno. Come un veleno? Sì, perché era una tentazione per lei. La carne. E la fede ci permette di vedere le cose come sono e ci permette di vedere che se io mi attacco troppo alle cose della terra, comincia a affievolirsi nel mio cuore il desiderio dell'unione con Dio e della vita eterna. Quindi 4 sono i beni della fede. 1 ci unisce con Dio, un secondo inizia in noi la vita eterna, terzo ci guida nella vita presente e inoltre ci fa vincere tutte le tentazioni. E perciò abbiamo proposto di iniziare questi incontri di studio prendendo questo testo di San Tommaso. La prossima volta, forse lo possiamo fare, cercheremo di farlo in un'aula, in modo che possiamo fare delle domande, degli interventi, dei commenti, si fa piuttosto in modo più di dialogo. Questo è lo scopo. E vi invieremo anche prima i testi, se voi lo leggete prima di venire all'incontro, che faremo ogni mese, sarà stupendo. Se preparate le domande ancora meglio, in modo che sempre possiamo approfondirli. Ringrazio a tutti quelli che hanno collaborato, i padri, le suore, le voci del Verbo, la gente della parrocchia di Fossanova, e penso che noi siamo privilegiati di avere qui molto vicino il luogo dove lui è morto, il luogo dove lui è stato seppellito, perché qui accanto all'altare, diciamo guardando l'altare a sinistra, c'è il ricordo dove era la sua tomba e lì ha fatto tantissimi miracoli. Non ha fatto forse nessuno in vita, ma sì dopo la sua morte tanti miracoli alla gente di qua, di Fossanova. E gli chiederemo un miracolo di aiutarci a capire la sua dottrina. Perché un miracolo? In certo senso perché in questo tempo di buio, di dubbi, di confusione, forse la strada più sicura che noi abbiamo è seguire le orme di Tommaso. Bene, con una preghiera ringraziamo il Signore e al prossimo incontro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Tommaso d'Aquino,
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.